La parte interessante è questa, che è su più livelli. La parte interessante è questa, che ha un'altezza tale per poter fare anche palestre, quelle che non necessitano di particolare altezza, mi viene in mente il judo, scherma, eccetera. Stessa cosa per questa. E qui ci sarà un bosco urbano. C'è soddisfazione nella voce del sindaco Mario Conte dopo la firma a mezzogiorno di oggi con il Demanio. Metà dell'ex caserma Tommaso Salsa è proprietà del comune di Treviso. Quasi 23.000 metri quadri tra il complesso delle Acquette e Viale Brigata Marche, subito dietro la parte dell'ex complesso militare che sta diventando la nuova sede dell'Agenzia delle Entrate e i caserme della Guardia di Finanza provinciale. Soprattutto abbiamo 6.000 metri quadri di immobili da poter ridestinare alle associazioni sportive, culturali, e creare anche un piccolo laboratorio di idee. Ovviamente troverà sicuramente spazio un bel bosco urbano, quindi un polmone verde per il quartiere, e anche un bel collegamento ciclabile tra gli impianti sportivi delle Acquette e il centro storico. Un immobile storico risalente agli inizi del Novecento che negli anni 90 è stato dismesso come struttura militare. Dopo 30 anni di degrado avrebbe dovuto diventare prima caserma dei Vigili del Fuoco e successivamente la nuova questura di Treviso. Progetti tramontati con la nuova assegnazione all'Agenzia delle Entrate e alle Fiamme Gialle, che avranno anche una palazzina alloggi proprio a ridosso della zona ceduta al comune. Una piccola grande rivoluzione per il quartiere di Santa Maria del Rovere che di fatto avrà con la struttura sportiva delle Acquette, il parco dell'Eolo ed ora l'area pubblica della caserma un nuovo grande centro di sport e aggregazione per la cittadinanza, tra l'altro a 2 passi dal grande parco urbano al Sant'Artemio. Parco dello Storga, uno dei parchi più grandi d'Europa, boschi urbani che vogliamo riqualificare, quindi ci lavoriamo.